Una sfida per dimostrare di essere perfetti padroni di casa. Gli ospiti saranno 3 giudici molto esigenti. Roberto, la nuova stella della cucina italiana. Saba, l'implacabile regina delle buone maniere. E Diego, l'esteta intransigente. Chi vincerà la sfida di cortesie per gli ospiti? Oggi ragazzi stiamo andando alle pendici del Vesuvio. Ah, il Vesuvio, che bello! Mi fa sempre pensare ai fumetti che leggevo da bambino, perché ci abitava una strega maldestra con le fattezze di Sofia Loren, vi ricordate? Sì, ma non stiamo andando da una strega maldestra, stiamo andando da Lina e Giampaolo. Io sono Lina, sono di Napoli, quartieri spagnoli. Hollywood. 10 anni fa ho messo su una compagnia di musica folk e teatro. Sono Giampaolo, 41 anni, sono il suo chitarrista di fiducia nella compagnia folk e teatro. Poi faccio una cosa bella. Vabbè, Trema. Hai paura? si sente. Non ti faccio male. Il menù che proporremo ai nostri ospiti si intitola Pane, Amore e Tamburiata. Tammuriata perché noi viviamo di tammuriate. Tammuriate, pizziche, tarantella assai. Noi conquisteremo i nostri ospiti con Con la passione, l'amore e se tutto va male ci candiamo, ci suoniamo e ci balliamo. Beh, i presupposti per divertirsi con Lina e Giampaolo ci sono tutti. Sì, parecchio direi. ma chissà come saranno Livia e Fabrizio. Vediamo che succede a casa di Lina e Giampaolo. Lina stamattina è andata a prendere i cadeau per gli ospiti. Giacomo, ciao, buongiorno. Apparecchiare è piacevole e cominciare a mettere l'autografo sulla qualità del pranzo che si andrà a consumare. Io sto qua perché devo fare un regalo a degli ospiti. Ovviamente, Campano, cosa regalargli se non... Un paio di castagnette. Esatto, fammi vedere un po' come suonano, va? Tu sei un artista, ti sai suonare pure molto bene. quindi Smetti, fai anche mi un fai po' l'auto. arrossire. Bicchiere col gambo, abbiamo scelto con Lina. E faccio pro ballette, tieni. Ah, bello, sono squillanti. Ok, per me vanno bene, me ne servono 5 paio. La forchetta non deve poggiare sul tovagliolo. Qua il giudizio di Saba è... uno un po' lo teme. Ma che bello, guarda. Bellissimo. Ciao Ida, buongiorno. Salve, buongiorno. Tutto a posto? Mi fai un po' di misto, integrale. Qualche panino a olio? Sì. Un centro tavola di pane. Un'idea splendida. Tra poco, a cortesie per gli ospiti. Stappiamo. Quando si dice una partenza col botto. Esatto. È il momento di cucinare. Folklore, sapori decisi e tanta passione nel menù di Lina e Giampaolo dal titolo Pane, Amore e Tammuriata. Eccoci qua, Lina, che si prepara di bello per antipasto? Facciamo le cozze ripiene. Oh, che buone. Ma è l'antipasto quello con la quenelle di ricotta? Esatto. Io so fare la quenelle. Metti. Ho tagliato anche... Sì, vai, lavora. Ma tu non stai, mi stai guardando? Scusami, non posso. Perché stai E guardando? lo sai io chi sono? Ah, sei Io il chi capo. sono? Il capo che fa? Fai il capo. Altrimenti che capo è? Che capo è? Venuto benissimo, bravo. Olio di gomito. Voilà, aspetta che antipasto. Com'è? Grazie. Buon Sei anno. bravo? Adesso devi farne almeno 20. Altri 20. Sì. Adesso è il momento del primo. Facciamo qualcosa per il primo.
Ci vuole il primo. Cioè, tu non hai studiato niente. No, ma lo so, non mi ricordo. Che facciamo? Ho bisogno di un aiuto. Facciamo gnocchi, zucchine, vongole e maionese di sugo di vongole, Giambà. Buonissimo. Più piccoli, Giampaolo. Se riesci, senza impegno. Sì, magari è mare chiaro. Mamma mia. Visto? Quando spunta la luna è mare chiaro. Ah, mo te la canto, la vuoi sentire? Vai. La so. Ma sai, lo so. Come devo dire? Scusa, capo. Quando sfonda la luna a mare chiaro, tutte le pesci ci fanno l'amore. Paraparazzam. Senti come canta la zucchina, senti? Brava, falla cantare, vai. Le zucchine sono fatte. Anche la maionese è fatta. E il nostro primo è fatto. E il secondo? Il secondo lo so. Tortino, alici, patate e pomodoro. Allora lo fai tu. Io procedo con le patate. Andare di fretta. Fatto, perché presto certi figli ci catto. Tortino fatto. Bravo, adesso, visto che sei bravo e mi complimento con te, te ne fai altri 6. Che facciamo? A Regina Napoli, Giambà. Chi è? La pastiera. Bravo. Farina. Piano piano, dolcemente, delicatamente. Dolce. Ok, ci siamo? Ecco qua. Vai come stessa. Bravo. La mettiamo nella teglia e il nostro dolce è Ma no, fatto. c'è fatto. Peppere, 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 peppere. Arrivano i giudici. Ragazzi, ma guardate come belle noci, cioè sento già il profumo del nocino. Sì, ma poi siamo vicini al Vesuvio, lo sentite anche il magnetismo? Ragazzi, come siete romantici. Però dobbiamo andare da Lina e Giampaolo che ci aspettano. Sono arrivati. Buongiorno. Ciao. Benvenuti. Roberto. Ciao Grazie. Lina. Lina ci apre la porta e direi è fiammeggiante. Benvenuti. Ciao. Accomodate. Grazie. Grazie. Prego, accomodate. Grazie. Prego. Grazie. Là. Ok. Giampaolo, che dici? Lina in cantina? Ah. Noi ci sentiamo 2 minuti. Fate come Grazie, se foste a andiamo casa in vostra, Grazie. Grazie. Vabbè ragazzi, il vino in cantina già mi piace. C'è anche una macchina da scrivere, Xabba. Le ho sempre adorate. Io ho iniziato a scrivere sulla macchina da scrivere, che era meglio che non lo dicessi. Ma guarda, c'è anche il veliero lì e la vetrинetta. Andiamo a vedere Andiamo a quella. vedere le vetrine. Facciamo un giro qua, dai. Veniamo accolti in una casa piuttosto semplice, che ha un'ispirazione dall'origine rurale e tradizionale. L'ambiente interno è caratterizzato da una grandissima volta che arriva fino a terra, molto bello poi perché è sottolineata da uno stacco di colore bianco e grigio. Quello che proprio non capisco è perché dipingere l'interno dell'arco in arancione. C'è il copridivano. E che copridivano! L'ho detto 1000 volte, il copridivano va tolto perché è come ricevere le persone in pigiama. Eccoci qui. Là. Bollicine belle fresche. Direttamente dalla cantina. Esatto, io prendo l'aperitivo. Vado a aprire. Bollicine belle fresche. Aperitivo. Ciao. Ciao. Piacere Lina. Ciao.
Accomodatevi. Sì. Beh, eravate abbinati, rosso e rosso. Lui bello eccentrico. Eh sì, camicia rossa, passiona Sì, come sì, me, molto. vedi? Semplice come me. Effettivamente neanche a metterci d'accordo, io rosso e rosso. Preferivi lei? No, assolutamente no. D'altronde se qui non potrei dire differentemente. Questa si chiama captatio benevolenzia. Siete arrivati nel momento perfetto dell'aperitivo. Stiamo per scappare. Stappiamo. È stappata, perfetto. Giampaolo, È scappato di mano. sei mortificato però, stai un poco mortificato. Non mi fa fare figure domani perché t'ammazzo. Quando si dice una partenza col botto, no? Fatto così. Magari, Giampaolo, magari. No? Come ogni partenza nostra, Giampaolo. Sì, va bene. sempre fuochi d'artificio, scoppiettante. Scoppiettante. Mannaggia a te. Ancora. Ma perché siete una coppia scoppiettante? o- Noi ma non siamo, no, una coppia di colleghi. Sono artisti. Sì, ma già lei come è vestita è un artista, Sì. appunto. Noi siamo due musicisti, suoniamo nella stessa compagnia di musica popolare. Napoletana, ovviamente. Rigorosamente napoletana. Sì, un bel brindisi alla musica, direi. Alla Alla musica. Alla musica. Raccontateci un po' cosa ci avete preparato. C'è una cozza Mm. ripiena con un battuto di pomodori su una quenelle di ricotta. Va bene, assaggiamo allora. Sì. Cozze così, diciamo che i gusti qui sono un po' azzardati perché c'è il pomodoro, l'acidità, la ricotta, insomma, una bella cozza. Ripiena, gratinata al forno, una gratatina di pecorino avevate fatto. Non so se a loro è piaciuto, io spero di sì. A me è piaciuto, a te? Tu mi manca mangiare. Ma vedo che il tuo vestito è particolare, il vestito che usi quando suoni, quando canti, quando balli. Sì, allora questo l'ho fatto cucire perché noi abbiamo rivisitato in chiave di tammuriata Mambo Italiano. Che bello, quello è un vestito di scena. Esatto, questo è un vestito di scena. E anche tu? Sì, io facevo, diciamo, la parte del maresciallo che cercava di inquistarla. E voi invece siete amici? Sì, siamo amici, è stato un incontro che è nato grazie al tango argentino. Ah, Tango tango argentino. tango. Capisco il rosso. Allora è una competizione tra ballerini. Ma il tema di questo menù qual è? Pani amore e tammuriata. Che ci aspetta? E allora noi andiamo a Andiamo preparare a il tavola. primo. Andiamo. Facciamo Dai. vedere il calore. La tavola di Lina e Giampaolo è veramente particolare perché unisce elementi davvero diversi tra loro. C'è una bella tovaglia con il ricamo a giorno che però non è stata messa sopra un altro telo, magari di un colore a contrasto. Si vede il tavolo sotto e non è neanche stirata tanto bene. I piatti e le posate sicuramente arrivano da qualche corredo e sono pezzi belli ma non si abbinano tanto bene tra loro. Le posate poi sono anche errate. Sono state apparecchiate delle posate da dolce per il secondo. Che menù ci sarà? Gnocchi, zucchine, vongole con maionese di vongole. Con maionese di Di vongole. vongole, una sciccheria. Maionese di vongole? Buona. Io non commento. Gli gnocchi avete fatti voi. Ha confessato Lina che non le ha fatti lei. Beh, non c'era bisogno di confessarlo perché i gnocchi fatti in casa si vede, no? Si sente che non sono fatti in casa e sono molto duri. Un esperimento riuscito a metà. Ci raccontate qualcosa di più della tammuriata? La muriata è un rito che si radica in queste popolazioni da tantissimi anni. I tempi primitivi. C'è il famoso suonatore di tamborra nei mosaici di Pompei, quindi è qualcosa che va molto indietro nel tempo. Poi negli anni è diventato un rito propiziatorio per le messi, per i campi, per poi diventare anche un canto di seduzione. Cioè così esplicito? Molto espliciti. Addirittura Molto sono espliciti. balliorgiastici. Molto espliciti. Altro che fuochi d'artificio, siamo partiti prima con un botto, adesso inizia a scaldarsi la temperatura, fra un po' ci sciogliamo. Saba, vuoi un ventilatore? C'era un corteggiamento nei campi, dicevi? Come si Sì. svolgeva? La tammuriata nasce nei campi tra uomini, poi c'era proprio la simulazione dell'atto sessuale. Non mi ricordo quali erano i 3 argomenti di cui non si può parlare a tavola. Religione, politica e
sughero. Tu fai il botto proprio con gli argomenti così, senza pietà. È per mantenere il livello alto l'ho fatto, no? Ammazza. Insomma, quindi è tutto un gioco di amore nato, che nasce, si sviluppa e via. La Chissà come si musica. svilupperà. Il secondo. Tortino di alici? Tortino di alici, pomodori e patate. Tecnicamente ben fatto, bello da vedere sicuramente, ma il gusto... Cesto di pane è bellino, però nessuno ha mangiato un pezzo di pane. Forse perché non ha messo i piattini? Devi Ah, allungare il braccino. Sono troppo snob io, però. sì, sei un po' cattiva, sì. Sì. Quindi fate delle esibizioni in locali folcloristici? Principalmente o noi suoniamo in concerti o in teatro o in piazza, sì. Ah, ok. Poi quanti siete? Siete tu e lui? No, siamo 2 donne e poi io preferisco tutti uomini perché così li devo tenere a bada. Ma perché No, sei io- gelosa delle altre donne o perché... No, io sono gelosa, assolutamente molto gelosa, possessiva di tutto ciò che è mio, anche i miei colleghi sono miei. Noi siamo i suoi musicisti e essi o master. Essi o master. Comandi? E tu si vuoi io? E faccio voglio. Come fa? Quindi li fai marciare, li fai... Assolutamente. Esplosiva, lei? Manca solo la mincia. Giampaolo, ma ti fa mai scenate di gelosia? No, non sono scenate, sono direttamente quella che a Napoli si chiama paliata. Cioè, è direttamente una funzione corporale. Cioè, vi pesta? Sì, sì. E li meni anche, cioè, poveri ragazzi. Ma sei sicura che rendono meglio così sul lavoro? Sì, sì, sì. Loro hanno bisogno, altrimenti non ce la fanno. Vedi? Ma scusa, ma che gli fai? Gli dai i pugni sulle spalle? Pugni, sì, e poi dipende che fanno. Se arriva qualcuno, io sto parlando, arriva qualcuno all'improvviso mi guardano più che guardano. Cioè se arriva un'altra donna, Un'altra donna, e loro un'altra- distolgono l'attenzione. Assolutamente, io ci vado con il tacco sul piede. Tutto a posto? Sì, ma addirittura col tacco va che fa male. A lui confronto, è la regina da rossa taglio. è niente. Scusa Giampaolo, ma anche il dolce l'hai fatto tu, perché vorrei che fosse avvelenato. No, il dolce l'ho fatto io, sì, sì. Giampaolo, Boxavo penso che l'ha avvelenata perché sono gelosa. Perché ha visto la competizione, ma tu mi piace la competizione. No, vabbè, l'ha pensato. E l'ha pensata. Per colpa tua. Sono preoccupata. Questa è a Regina Napoli. La pastiera. Ah, sua maestà la pastiera, guarda che bella. Speriamo sia anche buona, però che è quello che poi conta. Ed è più regina di me, lei. Vabbè, questo te lo concedo, dai. Profumata, si lascia mangiare. Il consiglio, ecco, magari la frolla sotto un po' troppo sottile e la crema all'uovo ben fatta. Quindi non è velenosa. No, una signora pastiera, scusi, nessun veleno. Pastiera, complimenti. Una signora pastiera. Sei stato veramente bravo. Posso un bacio? Su must. No, passi tu. Noi adesso vogliamo lasciarvi un pensierino. Sì, grazie. Grazie. Ah, sono le castagnette, vedi? Bellissime. Sì. No, vabbè, ma le castagnette sono troppo belle, ragazzi. Ma guardate qua. Cioè, con questo disturberò il vicinato per anni. Fantastico. E quindi io adesso vi vedo pronti. Se volete seguirci un attimo. E dove andiamo? Andiamo, c'è una sorpresina. Dobbiamo ballare anche noi secondo te? Ma la tamboreata non so manco come si balla, al massimo un tango. Mambo italiano, mambo italiano. Try enchilada with the fish and bacala. E rumba, mi piace come fai a rumba. Ma senta mamme, fai da, non vai a rumba. Stai tutta buttata nei guagliò, che passati allora. Mambo italiano, mambo. Dai, di la verità. Sull'esibizione c'è stato veramente Il botto. il botto. Fai il botto? Mambo italiano.
dirti la verità, le danze occitane mi piacciono di più. Ecco. Grazie davvero, grazie mille, grazie. Lina e Giampaolo si sono impegnati tantissimo e sicuramente ci hanno messo tutta la loro passione, ma avrebbero dovuto, a mio avviso, cimentarsi in una tavola più semplice, più rustica, più in linea con il loro vero animo. Il mio voto è 5. Una casa che ha delle potenzialità che purtroppo sono inespresse a livello della decorazione soprattutto, perché va interamente rivista. Poi il mio voto non arriva alla sufficienza. 5. Lina e Giampaolo ci hanno fatto questo menù dai sapori pane, amore e tammoriata. Devo dire che all'interno dei loro piatti ci sono stati un pochino di errori tecnici e soprattutto questi errori hanno pregiudicato la cosa più importante poi delle pietanze proposte, il gusto. Per questo il mio voto è 5. Per la loro cena, Lina e Giampaolo hanno totalizzato 15 punti. Vediamo che succede a casa di Lili e Fabrizio.